stiamo percorrendo la Val di Lama, un bel posto veramente, e da qua ridiscenderemo il 984 che porta fino a Mezzomonte, che comunque sempre è la parte finale del 984. Non so tu dove andare? Dritto. In realtà bisognava andare su per là, ma non cambia molto perché dovremmo arrivare là dalla busa d'acqua. Però se ho la busa d'acqua ho anche il riferimento del sentiero, perché qua ce ne sono tanti di sentieri, come avete poi vedere. C'è il sentiero in parte e ho il riferimento diretto. No, siamo fuori, la busa d'acqua è di là. Siamo Là fuori. dobbiamo andare noi. No, non è quello. Dobbiamo andare là noi. Quello non è il 984. Infatti qua c'è un errore. Se tu vai là, vedi il segno del 984. Ma se tu continui, finisci giù su un baratro. Capito? O se no finisci dentro quel boschetto là. Invece il 984 continua qua. Su quello sotto. Bisogna stare attenti perché ci sono molte false tracce. No, E infatti la busa d'acqua era lassù. Vabbè, intanto noi dobbiamo scendere e scendiamo di là. Lo vedi il segnavia? sì. È quello lì. Ok. Per cui da lì o vai giù dritto o vai di là. No, vai sì allora, dai. No, puoi andare anche di qua, Sempre là in mezzo dobbiamo finire. Allora, qua bisogna di nuovo fare attenzione perché hai due vie, una è lì e una è qua. Sapete qual è? No, bisogna sempre stare al centro. So che di solito io sto su quella un po' più a sinistra, ma per il momento è meglio stare al centro finché non vedi il paletto. C'è già un paletto. Dopo il paletto, e prima di inoltrarsi dentro nel bosco, il sentiero va verso destra, ma non è quello lì. Bisogna andare verso dentro il bosco. Vuoi che guardo un attimo? No, adesso ho già un punto di riferimento qua. Io vengo giù dalla parte alta, infatti guarda là il paletto, eccolo qua. Allora, non questo subito a sinistra, un po' più avanti, vedi che c'è un altro paletto laggiù. Alt, ferma, ho bucato. No, per il momento sembra tenere. Allora, come dicevo, bisogna seguire questo qui a sinistra ora. Attenzione che ci sono tante rocce e bisogna andare su. Bene. Tante rocce, Poi migliora un pochettino. Dovremmo avere questa ultima parte di roccia che rompe le scatole. Una, due, dovrebbe esserci un terzo rudere che forse era più sopra. Chavalir.
poi man mano che scendi diminuiscono anche le rocce. Mi pare che non te sono più tan contento di fare il 984. Guarda che l'ultima volta che l'ho fatto venivo giù a bomba e oggi invece non riesco proprio a farlo. Ci sono anche altri copertoni adesso. L'ultima volta avevo sui Minion. Adesso qua, che non è questo, occhio qua che il sentiero è franato. Occhio qui. Ecco qua, a destra. Questo è il Troia dei Moi. Questo qua. Messo monte 884, 984. Ok, allora sì.